Aleluya. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, un Deus. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Stai piangendo perché se con te hai tuo Dio che si cura di te, non dimentica mai, egli sa tutto quanto quello che stai passando.
Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù, gloria a Dio. Stiamo iniziando la preghiera del mattino, benedetto sia il nome del Signore per sempre. Gloria a Gesù per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo di poter essere qui nella sua presenza, adorando il suo nome, dando gloria al nome che è al di sopra ogni nome. Che Dio benedica te e la tua casa. Benvenuti alla preghiera del mattino, un programma della Shea Adamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. Noi siamo una chiesa missionaria pentecostale, evangelica, cristiana, e siamo qui ogni mattina dal lunedì al venerdì. Ogni mattina siamo connessi con YouTube, in questo canale, con la preghiera del mattino. Partecipa con noi. Voi che siete per la prima volta, vorrei invitarvi a iscriversi su questo canale e lasciare il vostro mi piace, condividere. Molto importante, iscriviti, lascia il tuo mi piace e condividi. Così non costa niente fare questo. Abbiamo un obiettivo di arrivare a 1000 iscritti per sbloccare altre funzioni, altre cose da YouTube e anche per raggiungere altre persone in questo proposito di preghiera, di lettura della parola e di adorazione. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono con noi in diretta stamattina, quelli che sono di Firenze, quelli che sono di Pisa, quelli che sono di Verona, quelli che sono di Siena, tutta la Toscana. Un abbraccio grande, tutto il Piemonte e anche il Veneto. Un abbraccio a tutti fratelli e che Dio benedica la Lombardia, la Sicilia. Dio benedica a tutti in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Facciamo una preghiera per iniziare nostra preghiera del mattino. Facciamo una preghiera chiedendo al Signore che possa guidarci, che possa essere con noi. Fra un po' c'è la lettura biblica che si trova oggi in Esodo capitolo 22, capitolo 19, 20 e 21. Esodo capitolo 22, 23 e 24, Salmo 109 e Efesini 6. La nostra lettura si trova oggi in Esodo 22, 23 e 24, Salmo 109 e Efesini 6. Gloria a Gesù. Vi saluto, vi mando un abbraccio, gloria a Dio. Io sono il missionario Victor Lopes, per chi non mi conosce ancora, e sono con voi ogni mattina con questa preghiera. Leggiamo la parola di Dio. Gloria a Gesù. Prima di leggerla preghiamo. Padre Santo, in nome di Gesù siamo qui nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questa opportunità. Grazie per il privilegio di poter essere qui insieme ai nostri fratelli per adorare il tuo nome, Signore. Grazie per l'opportunità che ci dai di una giornata in più, per questo giorno di benedizione. Gloria al tuo nome per sempre, Gesù. Ti prego, Padre, di perdonare i nostri peccati in nome di Gesù. Signore, non considera i nostri errori, ma perdonaci, Signore, perché possiamo essere ancora, Padre, più simili a te e possiamo venire a te con umiltà e davanti a te, Signore, riconoscere
che siamo necessitati, bisognosi della tua grazia. La tua grazia ci abbonda, la tua grazia, Signore, ci sostiene. Oh Gesù, disfà ogni cosa che non viene da te, ogni pensiero, ogni desiderio. Signore, ammassa la carne che vuole dominare la nostra vita, il nostro essere, e guidaci sul tuo sentiero tramite lo Spirito Santo. Gesù, ti prego di aiutarci, salva chi ancora non è salvato, perdona i peccati, Signore, aiuta quelli che sono verso una strada pericolosa spiritualmente, che si allontanano da te. Leva ogni radice di amarezza, di invidia. Signore, in nome di Gesù, lavora nei cuori, a cominciare da me, Signore. Ravviva, vivifica, trasforma, libera, battezza. Signore, che tu possa consegnare, distribuire i tuoi doni, ma genera anche in noi il tuo frutto, Spirito Santo. Oh Gesù, la tua parola dice che la nostra testimonianza sarà vera quando ci amiamo uni agli altri. È l'amore che è la vera testimonianza. E la tua parola dice che l'amore tutto sopporta, tutto aspetta, tutto vince. Oh Gesù, ti prego, aiutaci, Signore, a continuare avanti, che la tua parola, Signore, sia viva in nostra vita. Ci purifica con la tua parola, Signore. Ci fa veramente uomini, donne diverse, cambiate. Cambia il nostro carattere, la rigidità del nostro cuore, la durezza. Perdonaci per la nostra incredulità. Signore, aggiungi fede, Signore. Glorifica il tuo nome, Padre. Fa ciò che noi non possiamo fare. Oh Gesù, ti prego per i giovani, per gli adolescenti, per i bambini, per il campo missionario, per le basi missionarie. Visita, Signore, ogni base missionaria, sostieni, dacci risposta, Signore, delle nostre preghiere. Fa, Signore, tornare indietro Satana. Fa, Signore, tornare indietro Satana che vuole disturbarci, farci male, deviarci dal proposito che tu ci hai messo, ma ci dà la saggezza, ci dà, Signore, la guida del tuo spirito, la visione spirituale. In nome di Gesù, Padre, ti prego di solidificare ancora la nostra vita, di disfare, Signore, delle frecce, delle parole, ogni tristezza nel cuore. Signore, fa arrivare la tua grazia nei cuori, come olio che scendi. Oh Padre, fa calmare il mare, la tempesta. Benedice, Signore, tutti i nostri fratelli, quelli che lavorano con noi in questa missione. Continua benedicendo ogni famiglia, continua con le tue mani stese, Signore, su loro. Benedice, Signore, Lucas Guerato, dà a lui, Signore, la guarigione completa. In nome di Gesù ti prego, Signore, che tu possa operare nella sua vita. Oh Gesù, lavora
nella sua famiglia. Ti prego per Karin, per la sua salute. Benedice lei, Signore. Dà a lei la salute nella sua schiena, nelle sue braccia, Signore. Ti prego per Anna Maria, che tu possa, Signore, guarire il collo, la cervicale, in nome di Gesù, Signore. Ti prego per me, per Priscilla, mia moglie, per la mia famiglia, per i miei fratelli che sono di Pomarance. Benedice tutti i miei fratelli lì, Signore. Benedice, Signore, la base missionaria lì. Benedice ogni famiglia di quella città. Signore, tu stai facendo una cosa molto grande. Tu sei, Signore, della nostra vita. In nome di Gesù ti prego, Signore, visita Denisa, Marco. Gesù, dá salute a Denisa. Manda via, Signore, quei dolori. Che tu possa, Gesù, dare a lei, Signore, 100% della sua salute. Manda via quegli dolori, Signore, quei dolori, in nome di Gesù. Benedice Enea, dá un futuro brilhante a Enea nella tua presenza. A Marco, Gesù, sostieni lui con le tue mani. Ti prego, Signore, per missionaria Carminha, per la sua famiglia, Signore, i suoi figli, Marcelo, Mário, Marisa, ogni famiglia, Signore, che tu possa benedire tutti e tre e i suoi, Gesù. Ti prego che tu possa benedire la famiglia di Marcelo, suo figlio João. Ti prego, Signore, per la famiglia di Mário, che tu possa benedire, Signore, ancora Nina, suo figlio, Signore, e la sua moglie. Signore, ti prego per Marisa, per Alberto, per Nadia, Matteo, per Amon, per Romina, Signore, per Mario, Marco. Benedice tutta la famiglia, Signore. La tua parola dice che il nemico non può prevalere, non può vincere chi, Signore, tu hai scelto. In nome di Gesù, Signore, che la tua protezione sia la famiglia della missionaria Carminha, di Marisa. In nome di Gesù, dà salute a Marisa, Signore. Ti prego per Bruno, per tutta la famiglia, per il documento dei suoi suoceri, Signore. Benedice loro. Signore, per Patrícia, in nome di Gesù, benedice lei. Trasforma quella vita. Loretta, Signore, Giuseppina. Oh Gesù, fa, Signore, un miracolo in quella città. Che il tuo nome sia glorificato. Che tutti possano radunarsi lì per dare gloria al tuo nome. Perché la tua parola dice che quell'uomo, imperatore, che non ha voluto dare gloria a Dio è morto. Gesù, apri la bocca di quel popolo per dare gloria al tuo nome, Gesù. Che loro possano avere il desiderio di tornare a te, di fare la tua opera, di servirti, in nome di Gesù, Signore. Ti prego, Signore, per la base a Verona, per i nostri fratelli lì, Rossana, Salvatore, Signore, la mamma di Rossana, Rosinetti, la sua figlia Lorena, anche suo genero Francesco, suo nipote Stefano. Ti prego per Ignazio, per Vicenza. Ti prego per la mamma di Salvatore, per suo babbo. Benedice loro, dà salute. Signore, ti prego per la sua sorella, suo cognato, suoi nipoti. In nome di Gesù benedice, Signore, a tutti i miei fratelli lì di Verona, Loredana, Gianni. Signore, in nome di Gesù benedice loro, Padre. Ti prego, Signore, per Giovanni, per Giovanna. Ti prego, Signore, per Federico. In nome di Gesù, Padre, che tu possa dare a loro il desiderio, la priorità di venire alla tua presenza. Benedice la base a Firenze, i nostri fratelli, gli operai, Signore Jonathan,
Diácono Maurício, Daniele, suoi figli, Signore, benedisce Raffaella, Gabriella e Pietro. Signore, opera nella vita del diacono Maurício e della sua famiglia. Ti prego, Gesù, per Giovanni, per Dariana, benedisce loro, aiutali, Signore, sia con loro la loro forza, Signore. Portali avanti nella tua opera e continua benedicendo, Signore, la loro vita, il loro futuro, nella tua presenza, Signore. Ti prego pela missionária Karen, ti prego, Signore, per Vinícius, per Darli, ti prego, Signore, per Esmeralda, ti prego, Gesù, per tutti i giovani che erano lì ieri, nell'incontro giovanile. Benedisce Aline, Signore, benedisce Jamile, benedisce, Signore, tutti che sono lì, che erano lì ieri, Signore, i giovani, i radunati, Cauane, in nome di Gesù, Signore, prepara un futuro brilhante a loro. Ti prego per la scuola Il Vivaio, per tutti i membri della Chiesa qua a Firenze, fortificali, Signore, proteggi, porta, Signore, alla tua presenza chi si è allontanato. Signore, restaura la vita spirituale di ognuno. Ti prego in nome di Gesù, Signore, continua con noi, dacci, Signore, saggezza per portare avanti la tua opera. Ti prego per Caroline, Tiago e la sua famiglia che sono lì in Torazza, Piemonte. Signore, benedisce i tuoi servi. Signore, apri la porta lì, Signore, in nome di Gesù. Aiutali con il loro documento. Ti prego, Signore, per Deise di Como. In nome di Gesù, benedice la tua serva. Benedice la sorella Edna, sorella Sandra. Benedice Zinha, Isa, Paula, Giovanni, Marco, Giulia, Tiago, Laura, Margot e la sua figliola più giovane, Signore, che è nata. In nome di Gesù ti prego, Signore, che tu possa benedire a tutti, Signore. In nome di Gesù ti prego, Signore, che tu faccia ciò che noi non possiamo fare. Leva da noi, Signore, tutti i blocchi, tutto ciò che ci impedisce di arrivare a te e di essere come tu vuoi che siamo. Signore, vede il proposito lì di quella stanza, di quello fondo. Signore, che tu possa guidarci, dacci, Signore, la conferma secondo la tua volontà. Signore, se è la tua volontà, Signore, parla ai cuori, Signore, prepara tutto, muovi ciò che sta fermo e genera il miracolo, Signore, per la gloria del tuo nome. Ti prego, Signore, che tu possa aiutarci, benedice il progetto Non Sei Solo, gli assistiti del progetto, gli alunni della classe. Signore, benedice quelli che vengono per il pacco, in nome di Gesù, Signore. Dacci la saggezza per formare il progetto della terza età, ci aiuta, ci illumina, benedice tutto il programma su YouTube, in nome di Gesù, quelli che ricevono la parola tramite YouTube, Signore, benedice loro, in nome di Gesù, Padre. Amen. Glória a Dio. Leggiamo la parola di Dio. Êxodo 22, 23 e 24. Glória a Jesus. Glória a Dio. Êxodo capítulo 22.
Prima di leggere, fratelli, ho ricevuto qua un messaggio di fare una preghiera. Facciamo una preghiera per Denisa. Abbiamo già pregato, ma questo momento vorrei convocare tutti voi per fare una preghiera specifica ora di combattimento, perché preghiamo perché il Signore possa intervenire, che Marco mi ha mandato un messaggio che Dena c'è la febbre, e preghiamo perché il Signore possa, in nome di Gesù, mandare via questa febbre. Se c'è qualche cosa, che Dio possa, in nome di Gesù, disfare, e che nessuna azione del diavolo, perché a volte noi facciamo una chirurgia o qualcosa del genere e il diavolo si vuole mettersi in quella brecha per causare danno e fare i suoi piani, perché tante volte lui non vuole che noi facciamo l'opera di Dio, che noi serviamo Dio, e entra in mezzo per volere fermarci, per volere, quando diciamo faremo l'opera di Dio, lui comincia a lavorare per impedire, ma in nome di Gesù, Signore, lo scaccerà via, in nome di Gesù, lo caccerà via. In nome di Gesù, preghiamo. Signore, in questo momento vorrei unire i miei pensieri, la mia voce ai miei fratelli che sono in diretta con me. In questo momento presentandoti la missionaria Denisa. Gesù, lei che è a casa in questo momento e c'è la febbre di 39. Signore, in nome di Gesù, Padre, tu sei lo stesso che hai guarito, Signore, la suocera di Pietro. Sei arrivato lì e hai guarito lei, Signore. Ti prego, Signore, di operare in questo momento, per la potenza che ha nel tuo nome, Gesù Cristo, nostro Signore. Interviene adesso nella vita di Denisa, in questo intervento. Signore, in nome di Gesù, manda via questa febbre, ogni cosa che c'è nel suo corpo che sia fuori del normale. In nome di Gesù, stabilisce ora infiammazione, in nome di Gesù, vai via, dolore, febbre, in nome di Gesù, vai via, in nome di Gesù, Signore, ti prego che tu possa operare e che Satana cada per terra e sia invergognato e che possa tornare via dalla vita di Denisa, che nessuno del nemico possa raggiungerla, in nome di Gesù. Butta per terra, Signore, ogni azione del diavolo. Butta per terra, Signore, adesso tutta forza del diavolo contro la sua vita. Lei è la tua scelta in quella città. Lei è la missionaria di quel campo. Insieme ai nostri fratelli che sono lì, c'è un'opera da fare e il nemico non vuole che lei si alzi, non vuole che lei stia bene, ma tu, Signore, è chi determina tutte le cose. In nome di Gesù, entra, Signore, nella sua vita adesso, disfa quest'opera del diavolo, disfa, Signore, questo piano del maligno, perché tu sei vita. In nome di Gesù, brucia questo male, manda via, Signore, questo male. In nome di Gesù, Satana, vai via in nome di Gesù. Tu non hai potenza sulla vita di Denisa, tu non hai autorità sulla vita di Denisa, tu non hai diritti sulla vita di Denisa. In nome di Gesù, Denisa è proprietà di Dio. In nome di Gesù, Padre, ti prego di operare, di fare questo miracolo nella vita della missionaria Denisa e che possa avere la testimonianza che la febbre non ci sia più adesso, in nome di Gesù, in nome di Gesù, in nome di Gesù, via, 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 in nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Sono i combattimenti, fratelli, i combattimenti che sono grandi, ma la vittoria è giusta. Abbiamo pregato e il Signore è già arrivato, Dena. Il Signore è già con te. Era già, e in nome di Gesù, perché la preghiera fatta con fede guarisce il malato, la Bibbia dice. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammassa o li vende,
restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà, mi sentite? Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino, o di una pecora o di un vestito, o di qualunque oggetto perduto, del quale uno dica: è questo qui, la causa delle due parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se l'autore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete la vedova né l'orfano. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio,
non gli imporrà interesse. Se prendi impegno di vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. Non bestemmierai contro Dio e non maledirai i principi del tuo popolo. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre. L'8º giorno me lo darai. Voi sarete degli uomini santi per me. Non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi. La getterete ai cani. Capitolo 23. Non spargerete voci calunniose e non favorite l'empio attestando il falso. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Così pure non favorire il povero nel suo processo. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo. Rifugi da ogni parola bugiarda e non fa morire l'innocente e il giusto, perché io non assolverò il malvagio. Non accettare nessun regalo, perché il regalo acceca quelli che ci vedono e corrompe le parole dei giusti. Non opprimere lo straniero, voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno la lascerai riposare, incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno e le bestie della campagna mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti riposerai, perché il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi, e il figlio della tua serva e lo straniero possano riprendere fiato. Farete attenzione a tutte le cose che io vi ho dette, e non pronuncerete il nome di dei stranieri, non lo si oda uscire dalla vostra bocca. 3 volte all'anno mi celebrerai una festa, osserverai la festa degli asimi. Per 7 giorni mangerai pane asimo, come te l'ho ordinato, al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese d'Egitto. Nessuno si presenterà davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, con le primizie del tuo lavoro, con quello che avrai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti gli uomini si presenteranno davanti al Signore Dio. Non mi offrirai il sangue della vittima insieme con pane lievitato. Il grasso dei sacrifici della mia festa non sarà conservato durante la notte fino al mattino. Porterai alla casa del Signore Dio tuo
porterai alla casa del Signore Dio tuo il meglio delle primizie della terra. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e obbedisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Ma se obbedisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorrei, degli Ittiti, dei Feresei, dei Cananei, degli Ivei e dei Gebusei, e li sterminerò. Tu non ti prosterai davanti ai loro dei, non servirai loro, non farai quello che essi fanno, anzi li distruggerai interamente e spezzerai le loro statue. Servirete il Signore, il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca, né donna sterile. Io renderò completo il numero dei tuoi giorni. Io manderò davanti a te il mio terrore. Metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici. Manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli Ivei, i Cananei e gli Ittiti dalla tua presenza. Non ti scaccerò dalla tua presenza in un anno, affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino a tuo danno. Li scaccerò dalla tua presenza a poco, affinché tu cresca di numero e possa prendere possesso del paese. Fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso al mare dei Filistei, dal deserto sino al fiume, poiché io vi darò nelle mani gli abitanti del paese. Tu li scaccerai dalla tua presenza, non farai nessun patto con loro, né con i loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese, perché non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti i loro dei e questo sarebbe un laccio per te. 24. Poi Dio disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aarone, Nadab e Abiú, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè solo avancerà verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e neppure il popolo salirà con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini. L'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Poi Mosè e Aarone, Nadab e Abiú e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro,
è simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quelli eletti dei figli di Israele. Anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevero. Il Signore disse a Mosè: sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò delle tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati ai figli di Israele. Mosè dunque si alzò con Giosuè suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: aspettateci qui, finché non torneremo da voi. Aarone e Hur sono con voi. Chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte e la nuvola ricoprì il monte. La gloria del Signore rimase sul monte Sinai e la nuvola lo coprì per 6 giorni. Il 7° giorno il Signore chiamò Mosè di mezzo alla nuvola. Ai figli di Israele la gloria del Signore appariva come un fuoco divorante sulla cima del monte. Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Amen. Salmo 109. Salmo 109. Dio della mia lode, non tacere, perché la bocca dell'empio e la bocca del disonesto si sono aperte contro di me. Mi hanno parlato con lingua bugiarda, mi hanno assalito con parole d'odio e mi hanno fatto guerra senza motivo. In cambio della mia amicizia mi accusano e io non faccio che pregare. Essi mi hanno reso male per bene e odio in cambio di amore. Suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Quando sarà giudicato, esca condannato e la sua preghiera gli sia imputata come peccato. Siano pochi i suoi giorni, un altro prende il suo posto. I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova. I suoi figli siano vagabondi e mendicanti, accerchino il pane lontano dalle loro case in rovina. L'usuraio divori tutto il suo patrimonio ed estranei lo spoglino del frutto delle sue fatiche. Nessuno sia misericordioso con lui e nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia distrutta nella seconda generazione, sia cancellato il loro nome. L'iniquità dei suoi padri sia ricordata dal Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato. Siano quei peccati sempre davanti al Signore e faccia egli sparire dalla terra il ricordo di lui. Infatti non si è ricordato di fare il bene, ma ha perseguitato il misero, il povero e chi ha il cuore spezzato per farlo morire. Egli ha amato la maledizione, essa ricada su di lui. Non si è compiaciuto nella benedizione, questa se ne stia lontana da lui. Si è coperto di maledizione come se fosse il suo vestito. Essa è penetrata come acqua dentro di lui e come olio nelle sue ossa. Sia per lui come vestito che lo ricopre, come cintura che lo lega per sempre. Sia questa da parte del Signore la ricompensa per i miei avversari e per quanti proferiscono del male contro l'anima mia. Ma tu, ó Dio, Signore, intervieni in mio favore, per amore del tuo nome. Salvami, perché la tua misericordia è benevola. Io sono misero e povero,
e il mio cuore è ferito dentro di me. Me ne vado come ombra che si allunga, sono cacciato via come una cavalletta. Le mie ginocchia vacillano per il digiuno, e il mio corpo è gracile e deperisce. Sono diventato per loro un oggetto di scherno. Quando mi vedono scuotono il capo. Aiutami, oh Signore mio Dio, salvami per la tua grazia. E sappiano che questo è opera della tua mano, che sei tu, oh Signore, che l'hai fatto. Essi maledicono, ma tu ne benedirai. Si innalzano e resteranno confusi, ma il tuo servo esulterà. I miei avversari saranno coperti di infamia e avvolti di vergogna, come di un mantello. A voce alta celebrerò il Signore, lo loderò in mezzo all'assemblea, poiché egli sta alla destra del povero per salvarlo da quelli che lo condannano a morte. Gloria a Gesù. Leggiamo ancora Efesini 6. Efesini 6. Efesini 6. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro e il loro è nel cielo, e che presso di Lui non c'è favoritismo. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestiti della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito,
che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il ministero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli, affinché voi sappiate come sto e quello che faccio. Tichico e il caro fratello e fedele servitore nel Signore vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato apposta perché abbiate conoscenza del nostro stato ed egli consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile. Gloria a Dio. Amore inalterabile. È sempre stato questo che ha voluto il Signore, che possiamo amarlo con un amore inalterabile. Cos'è un amore inalterabile? È un amore che non cambia, è un amore che è sempre quello, sempre l'ho amato, non ha cambiato nulla perché è successo questo, perché è successo altre cose. Amate il Signore con un amore inalterabile. Se tu hai cambiato qualcosa verso il Signore, è tempo di rivolgersi a Dio, cercarlo con tutto il cuore, tornare al primo amore. Che Dio vi benedica, una buona giornata in nome di Gesù. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per ciò che tu hai fatto e che ciò che farai. Signore, ti prego di continuare benedicendo la nostra vita, sia nel controllo di tutto. Signore, ti prego di aiutarci a compiere, a vivere la tua parola, i tuoi precetti, i tuoi comandamenti e avere un cuore puro e amarti di modo inalterabile. In nome di Gesù benedici i miei fratelli. Ti ringrazio. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio Eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Amen. Non dimentica, lascia tuo mi piace, ti iscrive, condivide, in nome di Gesù. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante
nonostante i peccati miei.